come vivi la preparazione e come vivi la gara stessa? Peggio di voi. La sento troppo, motivo per cui non vado a tutte le gare. Io penso che l'agonismo sia una cosa molto molto delicata. L'ambiente delle gare troppo spesso è tossico, il clima è estremamente competitivo, non solo sul palco ma anche nei backstage, che a me non piace. La mia massima aspirazione è quella di rendervi soddisfatti della vostra forma e questo poi spesso va a collimare con un piazzamento. Molto spesso sono a podio, quindi i risultati ci sono, ma non vedervi magari vincere, che è ciò che io vorrei, mi crea davvero sofferenza al posto vostro. Con la vittoria dell'Europeo di Gabri sono scoppiato in lacrime perché la tensione era talmente tanta, perché sapevo ciò che avrei voluto dargli e che non ero sicuro arrivasse. Perché la gara soggiace ad un giudizio individuale e come tale va vissuto.